Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Il Signore è la luce e accendiamo le candele. Fratelli e sorelle, sono trascorsi 40 giorni dalla gioiosa celebrazione del Natale del Signore. Oggi ricorre il giorno nel quale Gesù fu presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. Con quel rito egli si assoggettava alle prescrizioni della legge, ma in realtà veniva incontro al suo popolo che l'attendeva nella fede. Guidati dallo Spirito Santo, vennero nel Tempio i santi Veliardi, Simeone e Anna. Illuminati dallo stesso Spirito, riconobbero il Signore e pieni di gioia gli resero testimonianza. Anche noi, qui riuniti dallo Spirito Santo, andiamo nella casa di Dio incontro a Cristo. Lo troveremo e lo riconosceremo nello spezzare il pane, nell'attesa che Egli venga e si manifesti nella sua gloria. Preghiamo. O Dio vera luce, che crei e diffondi la luce eterna, riempi i cuori dei fedeli del fulgore della luce perenne, perché quanti nel tuo santo Tempio sono illuminati dalla fiamma di questi ceri, giungano felicemente allo splendore della tua gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.
pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio dell'unico Figlio tuo fatto uomo e concedi anche a noi di essere presentati a te purificati nello Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate. Eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei lavandai. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni. Signore, nel tuo Tempio santo. Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo. Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria. Vieni, Signore, nel tuo Tempio santo.
miei occhi hanno visto la tua salvezza, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o 2 giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era con lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio. E mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescrive a suo riguardo, anch'egli lo accolse fra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio ed era poi rimasta vedova. Ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero compiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza. La grazia di Dio
era con lui. Parola del Signore. Questa festa, come penso abbiamo già capito dalla liturgia che stiamo celebrando, celebra l'incontro luminoso tra Gesù e l'umanità che lo attende. Per la prima volta l'uomo Dio, Cristo Gesù, entra nel suo Tempio, viene presentato e consacrato al Padre per la sua missione. È significativo che l'Evangelista San Luca si soffermi a raccontare in maniera diffusa, estesa, come abbiamo sentito, che questo incontro non è stato celebrato con i capi del popolo, con i sommi sacerdoti, con gli scribi, ma mentre Maria e Giuseppe compiono il rito prescritto dalla legge, Gesù viene riconosciuto da due anziani, Simeone e Anna. Cosa possiamo leggere in questa sottolineatura dell'Evangelista? Senz'altro la valorizzazione di quella che chiamiamo comunemente la terza età. La vecchiaia non è un naufragio, non è una disgrazia, non è un tempo triste. Questi due anziani vissero conservando nel cuore una promessa e riconoscono in quel bambino una nuova energia. Non sono vissuti invano, hanno vissuto portando dentro di loro la certezza che Dio sarebbe stato fedele alle sue promesse, che avrebbero incontrato con i loro occhi umani colui che era la luce, la risurrezione, la vita di tutti gli uomini di tutti i tempi. E Simeone, uomo giusto e pio, sottolinea il testo sacro, dopo aver preso tra le braccia Gesù, benedice Dio e in un certo senso si congeda dal tempo, dalla storia del mondo, con questa preghiera: lasci andare, o Signore, il tuo servo, perché i miei occhi han visto la tua salvezza. Ora sono sazio, potremmo commentare, ora sono sazio, ora non mi manca più niente, posso andare, anzi Signore, tu lascia che il tuo servo vada, perché la mia missione è compiuta. C'era anche una profetessa, sottolinea l'Evangelista, Anna, molto avanzata in età e vedova. Anche lei in quel bambino di Maria e di Giuseppe vede il Redentore e comincia ad essere annunciatrice dell'evento della salvezza, parla con tutti di quel bambino, di come Dio abbia realizzato le sue promesse. Allora mi sembra che oggi Simeone e Anna ci insegnino che vivere è un'attesa. Simeone e Anna sono simbolo dell'attesa, con la certezza che Dio non lascia delusi coloro che confidano in Lui. Cosa stiamo attendendo? Siamo invitati a vivere il tempo che il Signore ci dona, trasformando gradualmente la nostra vita in questo incontro di attesa con l'essenziale,
In questa festa, allora, la vita umana si rivela come affascinante bellezza di un'anima matura, continuamente liberata e arricchita. Un'anima che vive intensamente il presente, il tempo che il Signore gli dona, ma proiettata nell'eterno. Ed è il futuro che dà senso, che dà significato al presente, che lo trasfigura, che infonde pace, rendimento di grazie e amore. È significativo allora che in questa festa la Chiesa da 28 anni celebri la giornata mondiale della vita consacrata. Preghiamo perché la vita di tutti i consacrati celebri ogni giorno l'incontro con il Signore, che vuol dire l'incontro con l'amore, con colui che dona la vita, che la dà in abbondanza, che dà la forza trasfigurandola nell'oggi. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli i doni della Chiesa in festa, o Padre, come hai gradito l'offerta del tuo Figlio unigenito, agnello senza macchia per la vita del mondo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Tuo Figlio, generato prima di tutti i secoli, oggi presentato al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo, gloria di Israele e luce delle genti. E noi, esultanti, andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della Tua lode. Sono pieni della tua gloria.
veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Tra loro, in particolare, Di Antonio e Franco. Accogli anche tutti gli altri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia anche di tutti gli altri defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati. Che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona loro pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, sono degno. Pane di vita nuova, 153. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non poté toccare, ora in Cristo a noi donato. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Sei l'agnello immolato, nel cui sangue la salvezza, memoriale della vera Pasqua, della nuova alleanza. Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita che Adamo non poté toccare, ora in Cristo a noi donato. Pane della vita, sangue di salvezza, vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo. Preghiamo. O Padre, che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, porta a compimento in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia, prima di vedere la morte, di stringere tra le braccia il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi, con la forza del pane eucaristico,
di camminare incontro al Signore per ottenere la vita eterna e di vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, su tutte le consacrate e i consacrati e con voi rimanga sempre. Amen. Date gloria al Signore con la vostra vita e andate in pace. Ave Maria. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi. Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi. Quando hai udito che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te.